Yeah. Bene, siamo partiti. Siamo partiti. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti nella nuova puntata del Manifesto Sardo Live. Aspettiamo qualche attimo per capire se ci sono tutti i nostri ospiti. Ah sì, vedo ecco, ok. È partita anche la diretta su YouTube, è partita la diretta anche su Facebook. Sì, direi che possiamo iniziare. Bene. Ok, nuovamente buonasera e benvenuti a tutti. Allora, questa nuova puntata del Manifesto Sardo Live è dedicata al Contemporary, un festival biennale d'arte d'avanguardia organizzato dall'associazione Brebus, che ha animato e che naturalmente continuerà ad animare per 6 edizioni il piccolo paese di Donori, un piccolo paese nel Parteolla, con musica, cultura, arte visiva, insieme a momenti di incontro pubblico e di dibattito. Saluto i nostri amici e le nostre amiche ospiti che interverranno all'interno di questa diretta. Il direttore artistico Maurizio Coccia. Ciao Maurizio. Ciao Roberto, ciao Vittoria e ciao Franco e tutti coloro che Ciao. sono online. La responsabile dell'organizzazione del festival Silvia Schirru e Roberto Follesa sono ancora hanno qualche problema tecnico, ma a breve si collegheranno anche loro. Saluto gli artisti che hanno partecipato anche all'ultima edizione, Vittoria Soddu e Franco B. Ciao Franco e Vittoria, è un piacere rivedervi. Ciao. Ciao, piacere rivedervi a voi. Sì. Io ricordo a tutti che questa diretta sarà visibile sia sulla pagina Facebook del Manifesto Sardo, sia su il canale YouTube del Manifesto Sardo, lo stesso sito del Manifesto Sardo, lo stesso sito del Contemporary. Naturalmente i siti, insomma, dei partner che hanno aderito a questa iniziativa di condivisione. Intanto, mentre parlo, mentre spiego qualcosa su questo festival, voglio condividere con voi anche il video realizzato a Donori da Monica. Ok. Avvertitemi quando arrivano gli altri componenti della banda. Dicevo che questo è un festival particolare perché ha animato un piccolo paese con performance musicali per lo più notturne che hanno avuto luogo in quello spazio concerti della chiesa di Sa Defensa e poi nelle strade del paese, dove tra l'altro sono state ospitate le opere degli artisti e delle artiste in residenza, opere non convenzionali realizzate con la connessione con i luoghi, con la connessione con il territorio, vere e proprie espressioni d'arte che hanno dialogato con gli spazi, con l'atmosfera, con gli abitanti del paese, e tutte queste connessioni si sono basate su alcuni elementi che sono divenuti via via negli anni, nelle edizioni sempre più importanti, elementi come l'ascolto, il confronto, l'accoglienza, la curiosità, la condivisione, tutti gli appuntamenti del festival sono registrati
sono stati registrati e sono stati trasmessi, per esempio quelli dell'ultima edizione su Radio Arte Media, partner dell'ultima edizione del Contemporary, e da questa bellissima esperienza della prima radio della salute mentale in Sardegna, Radio Onde Corte, con i redattori e le redattrici della radio, che sono persone che vivono esperienze di sofferenza mentale e che frequentano i centri di salute mentale del Cagliaritano di Cagliari. In Contemporary è rappresentato una proposta alternativa dell'arte rispetto a tante offerte artistiche già presenti, non mancando naturalmente di dialogare anche con gli altri mondi dell'arte. È una delle cose che ho imparato da questa piccola comunità di amici, di artisti, di musicisti, dal mio piccolo osservatorio di responsabile della comunicazione, che l'arte può essere stimolante e vivace, ma non è detto che debba essere necessariamente piacevole, accomodante, attraente o affascinante. Ecco, e il Contemporary ha mantenuto negli anni questa forte radicalità, perché è voluto andare oltre l'ovvio e superare la paura di conoscere, incontrare il dubbio, la riflessione, per utilizzare le parole di Maurizio Coccia, a cui tra poco darò la parola, critico e docente di storia dell'arte contemporanea e curatore del festival. Per utilizzare le sue parole, il Contemporary è stato anche una contraddizione, cioè la contraddizione tra diversi punti di vista, in particolare con le contraddizioni presenti nella nostra società dominata da indifferenza, egoismo e precarietà delle conoscenze. Ed è un po' anche questo elemento fortemente politico che ha incuriosito me e ha portato anche il Manifesto Sardo a interessarsi di questo festival, e appunto di dare voce con questa diretta. Maurizio, lascio la parola a te. Bene, allora grazie Roberto, e saluto nuovamente coloro che si fossero messi in onda online adesso. Colgo l'occasione, parto da ciò che hai detto tu, no, sulle questioni politiche. Il modello, diciamo così, del Contemporary, che è anche difficile appunto definirlo festival, residenza artistica, è un ibrido che prende forma mentre lo stiamo facendo. Parte da una considerazione fondamentale, è che l'arte, se la interpreti come la realizzazione e l'offerta al pubblico di un oggetto, crea dei confini, pone delle forti limitazioni. La prima di queste è nei confronti di tutti coloro, che sono tanti, tu lo sai, di tutti coloro che sono intimoriti dall'arte contemporanea. Allora abbiamo scelto di concentrarci su altre questioni che non siano quelle della realizzazione, della produzione di un oggetto. Cioè l'oggetto, quando c'è, è un mezzo e non un fine. E questo è molto politico, perché in un qualche modo taglia anche subito le gambe al mercato. No, cioè elimini innanzitutto l'oggetto del desiderio. Ci siamo concentrati cerchiamo di farlo quantomeno, ecco, sui modi di raccontare. Cioè, crediamo che sia un progetto aperto, quello del Contemporary, che oltre che raccontare, ascolti i racconti degli altri. E queste narrazioni si confrontano nel paese.
è molto rischioso, ma è anche un modo per evitare il paternalismo che sempre c'è nascosto in queste cose. Cioè noi non vogliamo insegnare al pubblico di Donorio, quello che accorre nelle serate del festival, come apprezzare l'arte contemporanea. Non è quello che ci interessa, e sarebbe un atto di intollerabile arroganza. Noi vogliamo offrire dei punti di vista il quanto più possibile eterogenei sulle questioni che sono difficili, cioè vogliamo fare delle domande difficili come ad esempio, non so, la gestione dello spazio, lo spazio pubblico, lo spazio privato, la legittimità di agire su uno spazio che è lo spazio dove si trovano le persone con delle opere, con delle sculture, con dei gesti permanenti. Ecco, a me questa parola qua fa veramente paura. Cioè, una volta che tu metti una scultura in una piazza, in una aiuola, in una rotonda, fai un gesto che ha delle conseguenze ecologiche, immobiliari e politiche. E quindi noi in una settimana non possiamo assumerci la responsabilità, e noi lo vogliamo fare, di creare un precedente fisso, stabile. E poi vogliamo offrire anche magari uno spunto di riflessione sull'immagine e sull'immaginario, cioè su ciò che viene trasmesso in un luogo dove le gerarchie fra centro e periferia sono fondamentali. Cioè, dimentichiamoci che Donori è vicino ma anche lontano da tutto. Quindi diciamo che sostanzialmente per noi ogni anno è un progetto, ogni edizione è un progetto aperto che lascia delle domande. E allora queste domande sono ciò che è la testimonianza, l'eredità che noi vorremmo concedere alla cittadinanza che ci ospita, perché non vogliamo fare del proselitismo, non vogliamo convincere le persone, ma vogliamo scambio, vogliamo agonismo intellettuale, vogliamo aprire delle strade ed essere attraversati dalle strade degli altri. Quindi è un'atmosfera totalmente inedita, originale. Cioè gli artisti, e poi appunto ce ne sono due, qui parleranno, non hanno ricevuto dei compiti, dei mandati, un'attenzione da rivolgere a un oggetto. Cioè noi siamo fuori dal formalismo, dalle catene di senso formale del bello, del brutto, del buono, del fatto bene. La relazione intesa come, mi ripeto, come progetto, come domanda e non come soluzione. E poi mi fermerei qui e lascerei eventualmente la parola a qualcuno degli artisti per poi riprenderla magari, insomma, se fossero anche... ecco, io vedo Silvia, ecco Silvia. Ciao Silvia, benvenuta. Ma mi sa che non ci sente. Credo che i problemi tecnici ad Donori persistano, ma non fa nulla, continuiamo questa chiacchierata. Lascerei la parola a Vittoria Soddu, che ha partecipato come artista all'ultima, alla sesta edizione, l'ultima edizione del 2019 del Contemporary, per raccontarci il suo punto di vista, cioè il punto di vista di un artista che partecipa a una residenza in un paese come quello di Donori,
e che insomma scusate che tolgo WhatsApp. Ok, va bene Vittoria, Grazie Roberto. parlaci della tua esperienza, Dono. Ma allora io vorrei, diciamo, iniziare dicendo che ero felicissima lo scorso anno, nel 2019, quando ho potuto partecipare a Contemporary, perché era da qualche anno che speravo di riuscire a ritrovarmi geograficamente in Sardegna per poter accettare l'invito di Maurizio. Quindi devo dire che è stata veramente una grande gioia poter passare una settimana di residenza ad Onori in compagnia di artisti veramente molto incredibilmente profondi nella loro ricerca e molto generosi nella condivisione. Mi sento di dire, un po' sul filone di quello che diceva Maurizio, da un punto di vista di esperimento relazionale anche fra gli artisti, non solo in collaborazione con la popolazione di Onori, che ugualmente risponde in maniera molto attiva alla presenza del festival, e questo è qualcosa di magico, secondo me, considerata, diciamo, la posizione geografica di Donori, ma anche i numeri della popolazione dove si trova. Non ci si aspetterebbe normalmente una partecipazione così attiva, e la mia esperienza personale invece mi ha confermato quello che un po' raccontano le edizioni precedenti di Contemporary, e cioè che il terreno è molto fertile, il terreno di scambio in questo piccolo angolo di Sardegna. E appunto anche lo scambio con gli altri artisti è stato per me essenziale nel confronto durante la settimana, che io ho vissuto a tratti come una corsa contro il tempo impossibile, perché quando uno arriva ad Onori pensa: come farò alla fine di questa settimana effettivamente a presentare qualcosa, al di là che sia un oggetto o comunque diciamo, un'opera più o meno finita. Sembra impossibile. Invece accadono delle cose che rendono il processo non solo molto interessante, ma completo nel suo essere durante la settimana. Ripeto, appunto, nel mio caso è successo così. Qualcuno magari che ci sta seguendo era presente o sa qualcosa della performance che ho organizzato, che di fatto si è trattato di una partita di bocce nella bocciofila abbandonata di Donori, e la corsa contro il tempo nello specifico è stata io ho costruito un set di bocce per 6 giocatori, costruito un set di bocce in terra cruda, quindi ho lavorato in collaborazione con il centro che è a Serrenti, che è un centro sperimentale che si occupa proprio di diciamo, fare formazione per la costruzione con la terra cruda. Io non avevo mai lavorato con l'argilla né con la terra cruda, quindi partivo sicuramente già un po' svantaggiata, però queste bocce al terzo o quarto giorno non sembrava si volessero asciugare, quindi sembrava impossibile appunto che dei giocatori potessero giocare con queste sfere senza che si distruggesse tutto. E invece per la sorpresa mia e anche dei giocatori hanno potuto fare più partite, non volevano più smettere, quindi anche questo è stata una bellissima sorpresa. Sì, Donori da immediata dipendenza. Questa è la dimostrazione che sono quasi indistruttibili, sono diventate pietra. Salutiamo Barbara Power che ci scrive: Donori, così vicino, così lontano. Un primo commento a questa nostra diretta. Bene, il video mi pare sia concluso. Possiamo quindi ritornare a una configurazione. Ecco qua. In attesa che Silvia e Roberto si connettano. Beh, la prossima edizione faremo un progetto di fibra ottica per Donori.
Conoscendo il tuo budget. Sì. Sì, sì. Sì, io so che stanno provando a spegnere e riaccendere i computer, perché si connetteranno da una delle sedi ufficiali dell'organizzazione del Contemporary di Donori, che è uno dei partner, tra l'altro, del festival, che è la cantina Esatto. Sad Defense. Questi sono Cantina ubriachi. dei L'alcol fratelli è un ottimo sorelle. disinfettante, no? Sono proprio Esatto. in cantina questi. Sì, sì, sì. Come detto, visto i tempi, sembra quanto mai opportuno. Franco, invece, qual è il tuo punto di vista? Cosa ci puoi raccontare della tua esperienza, anzi delle tue esperienze, perché sei venuto ad Donori più volte, sei rimasto comunque in contatto sempre con questa comunità artistica. Sì, no, è pazzesco. La prima volta, quando sono arrivato, sono stato molto colpito penso, dal coraggio e l'apertura, il coraggio degli artisti locali o dell'organizzazione di avere una persona, una figura come Maurizio che viene in Sardegna, che viene in un paesino, come dici te, no? Era vuoto, era tutti in vacanza a parte qualche locale, no? Ma tutto era chiuso la prima volta, mi ricordo. La seconda volta, che era l'anno scorso, era un po' di più, sembrava più popolata, perché forse era 1 o 2 settimane dopo della prima, era proprio Ferragosto, penso, se non mi ricordo bene. Comunque la cosa che mi ha colpito è l'apertura della gente, del paese. Mi ricordo che una delle prime persone che ho incontrato era in comune, era il sindaco. Allora il sindaco era Lucia, Sì, Lucia Meloni. Sì. Sì, no, e poi veramente entri in questo posto. Io vivo a Londra, no, adesso da 40 anni, e vieni in questi paesini, vedi Madonna e Gesù dappertutto, crocifissi in ogni stanza, e dici cavolo, questa gente verrà alla mia lecture, ma questa signora davvero, è venuta, è stata tutto il tempo durante la mia lecture, ciao Silvia, la mia lecture, ed era pieno, la gente era venuta anche da Cagliari e da altri posti, e poi era in quella settimana, la cosa bella, che in quei giorni che ero io, c'era la comunità degli artisti e la comunità di alcuni paesani che partecipavano, che erano davvero coinvolti e citati, no? Di questo evento, molto a parte gli organizzatori, no? Ma davvero, poi la gente è gentilissima, la gente è davvero gentilissima. E a parte considerando, nel senso che ho fatto una lezione, ho fatto una lecture dove ho fatto vedere i miei video, ho parlato liberamente, e nessuno si è alzato, questo neanche, ma neanche a Londra, secondo me. No, c'è proprio questa, come si chiama? Chiaro, c'è la curiosità, penso, è interessante questa modesta curiosità della gente che vuole sapere quello che fai, vuole sapere che cosa fai, cosa succederà, e diventa, in quei giorni lì ho visto quello che fanno anche gli altri artisti, ad esempio il lavoro
il lavoro che chiamava con gli altoparlanti, sì, Margherita Morganti. Sì, e poi un altro l'anno scorso, l'artista che chiamava gli amici e diceva sono ad onori. La gente era attenta, la gente era attenta, la gente aspettava quel momento. Mi ricordo che la gente ogni tanto aspettava quando è la prossima cosa. A mezzogiorno già chiedevano, no? E si raggruppavano nella piccola piazza del comune, no? Che per il paesino praticamente sarà 300 metri quadri, you know? Sì. Ed è pazzesco, no? Anche la gente, io ho trovato un paese aperto, no? Cioè, c'è chiaramente la curiosità, però secondo me la gente lì adesso è abituata anche a questo festivale, perché ormai l'avete già fatto qualche altra volta e si aspettano gente russa in divise militari e nani tatuati con i denti d'oro, so, quindi secondo me, anni nel posto, devo dire, io non mi immagino una cosa così in un paesino del cazzo del Veneto, arriva la polizia, i bigotti, arrivano i fascisti, so, no, io devo dire che, e poi vabbè, la seconda volta sono venuto, la prima, sono venuto e ho suonato, no? So, era una cosa forse meno artistica, ma dove quando la gente già a mezzanotte, ho suonato da mezzanotte alle 6, so, la gente è già conquistata, non è che devi fare molto lavoro, no? Metti, suoni i tuoi dischi, i tuoi MP3, però davvero devo dire l'organizzazione si fa un culo, ci tiene e secondo me sarebbe davvero non solo il comune ma la regione dovrebbe supportare, dare più supporto a questa iniziativa, perché secondo me è importante che questo succeda ad Onori e non a Cagliari e non succede in una città grande, no? Perché porta la gente di altra realtà in questa realtà, è come se non è Maometto che va alla montagna, la montagna che va da Maometto, capito quello che voglio dire, no? Sì. Il paese, mi capite quello che voglio dire? Sì, è chiaro, Franco. No, davvero, devo dire che il paese in quei 3-4 giorni davvero c'è, come si dice, una camaraderie, sembra una comunità, c'è una comunità tra la gente che non si conosce e che viene a presentare e si incontra, poi tutti i volontari, non dimentichiamoci, artisti locali di altri paesi che vengono ad aiutare a produrre per tecnici, gente creativa che è disposta a farsi un culo, no? Per far succedere questo. È fantastico, no? Secondo me, sì. Secondo me va supportato, no? Va supportato. Ho sempre visto la gente engages, no? Come si dice engages in italiano? Coinvolti. La gente, io mi ricordo la prima volta che sono venuto c'era questa performance di questo artista, tuo amico curatore che insegna all'Aquila, quello in cui hai coinvolto della gente locale. Italo Buffi. Quella è una performance pazzesca, no, ma davvero hai artisti a un livello di qualità e di pensiero che cavolo vengono per niente, no? Secondo me, no, Silvia
ciao Roberto, Ciao. e Ciao. anche la cantina. Eccoli, non sono ad Onori, tra l'altro, non sono ad Onori, sono venuti a Cagliari. L'organizzazione Sono nell'orto botanico di Follesa. si fa Esatto. Scusateci per questa... le cose ufficiali, e devo dire, ad Onori io vengo solo per il formaggio. Franco viene per mangiare ad Onori. Io vengo a mangiare. Ciao Vittoria. Ciao. Che cavolo, vengo a mangiare, mi pagano, mi danno da dormire, mi trovano il ragazzino di 18 anni. Che cavolo vuoi? Spargi la voce, fai venire qualcun altro vecchio come te, così facciamo una comunità di recupero per pedofili. E gli trovate la ragazzina, l'assistente. Vuoi un assistente, Franco? Vuoi un assistente? Per la prossima vuoi un assistente? Ma che assistente? Io voglio sesso. No. È caduto anche il telefono. No, ma per chi non mi conosce, sono un comedian, faccio il comico. Sono artisti anche loro, no? Sì. Beh, vanno molto di moda adesso nel governo italiano. Lo so, diventano politici. Io non voglio diventare politico, ma no, sulla cosa seria, a parte gli scherzi, no? Prima parlavamo di politica, ma io sempre torno a questa cosa, che la politica non è una cosa bianco e nero, su bianco, nero scritto su bianco. Politica è il personale è politico, il politico è il sociale, è l'essere visti, essere messi in gioco, no? E condividere è politico, condividere non è solo il messaggio, ma la comunità, no? E che devo dire di più? Ho già parlato tanto e di sicuro avete già perso il 50% dei fondi. Grazie. Grazie per aver fondato. Vuol dire che non mi potete portare di nuovo, eh? Il formaggio la prossima volta te lo porti tu allora da Londra. Sì, porto il formaggio di Boris. Sai che Boris fa formaggio? Sotto l'ascella, sì. Ciao Silvia, bella. Ciao bel Franco. Allora, noi siamo arrivati in ritardo perché c'era un problema di connessione. Abbiamo sentito tutto quello che avete detto. In parte quello che ha detto Maurizio, in parte quello che ha detto Vittoria. Mi fa molto piacere questo feedback di Vittoria, anche di Franco, il tuo, perché noi ci impegniamo tanto perché Contemporary accada. Io intervengo per far sì che l'idea di Roberto venga concretizzata, perché tutte le richieste vengano soddisfatte, no? Noi andiamo incontro all'imprevedibilità, perché non avendo un tema prestabilito e comunque non avendo un tema, no? E quindi voi arrivate ad Onori e dovete realizzare il vostro progetto là in quella settimana. Quindi io mi ritrovo a dover rispondere, no, da responsabile, no, rispondere, dover dare delle risposte immediate. E a volte mi scontro anche con l'iter burocratico. Per esempio, se ci serve uno spazio pubblico e abbiamo bisogno di questo spazio, dobbiamo averlo subito, perché altrimenti arriva Contemporary, arriva proprio a 3 giorni del festival e noi non riusciamo a fare le cose. Quindi c'è questo lato qua dell'aspetto concreto del lavoro che si fa durante il festival, che è abbastanza impegnativo. No, voi di sicuro vi fate un culo, però secondo me questo culo è perché is a love story, you know? This is a love story. There's love, you know? C'è amore in quello che fate, you know? E non specialmente per il paese vostro e per le vostre radici.
e per le vostre radici, di sicuro. Cioè, per noi, per me, è importante il fatto che Donori diventi un punto di incontro e di scambio, di riflessioni di arte, dell'avanguardia, in un luogo in cui comunque quei temi non è che vengano affrontati nella quotidianità, sono No, ma è bello più per questo. sconosciuti, no? Sì, E ma quindi sarebbe che boring, chiunque no? possa approcciarsi a questo Sarebbe discorso qua, noioso. per me è una Sì, grande cosa. Ecco. sì, di sicuro. Sì. Tra l'altro, se posso aggiungere qualcosa al discorso di Silvia, il Contemporary da quando è nato ha incrociato altre esperienze, ha connesso tante altre esperienze. Per esempio l'ultima edizione era proprio la sintesi dell'unità di tutte queste esperienze. Pensiamo solamente alla collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. Sì, mi ricordo. Altri, esatto, una bellissima esperienza di collaborazione. La collaborazione con la libraia Marina Boeti, la presidente dell'associazione Pamoja Onlus, che è la responsabile anche della rassegna di letteratura sociale, storia in trasformazione. Quindi per la prima volta nel 2019 il Contemporary ha collaborato con una rassegna di letteratura sociale che ha portato alcuni autori a parlare all'interno del palco del Contemporary. Mi riferisco per esempio a una giornata dedicata al tema del sorvegliare, curare e punire con lo psichiatra Giuseppe Tibaldi, in cui abbiamo discusso delle pratiche nella salute mentale, sull'abuso dei farmaci psichiatrici, incontrando anche la presidente dell'Associazione dei familiari delle persone con sofferenza mentale, Gisella Trincas, il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell'epoca, Alessandro Coni, e si è parlato dei libri che Tibaldi ha curato, che parlano appunto dell'abuso dei farmaci psichiatrici e delle cattive pratiche nel mondo della salute mentale delle persone che vivono queste esperienze. Quindi con queste piccole collaborazioni il Contemporary è cresciuto, costruendo una rete di elementi di cambiamento, perché questi sono elementi secondo me di cambiamento profondamente politici, sono elementi profondamente politici che sono presenti in tutte le dimensioni della società, e secondo me il Contemporary del futuro sarà sempre più costruito sulla base di questa rete di esperienze, di conflitti che si muovono all'interno della società ogni giorno. Io vorrei aggiungere una cosa, diciamo così, di ordine strutturale, cioè il fatto, appunto, come è già stato ampiamente sottolineato, soprattutto dai problemi di connessione, che ci si trovi ad Donori, non ci deve trarre in inganno. Cioè il laboratorio Contemporary è totalmente allineato con le ricerche più avanzate nell'ambito della cultura contemporanea. Cioè, ad esempio, dico il mio ruolo, il ruolo del curatore. Il ruolo del curatore è sempre stato visto in maniera un po' gerarchica, piramidale, no? Cioè, qui abbiamo completamente decostruito, abbiamo sbriciolato tutto quello che è la trasmissione, diciamo così, dei compiti, l'adesione al progetto. Cioè, noi siamo passati dall'oggetto ai soggetti, cioè abbiamo riunito questo gruppo mutevole per ogni edizione di soggetti intorno a un progetto. Quindi quando si parla di democrazia c'è sempre tanta retorica, no? Sì. È ovvio che qui non possiamo applicare una democrazia completa, anche perché ci sono dei problemi, come Silvia sa, amministrativi
da seguire, però il modello che stiamo facendo ad Onori in maniera sperimentale, perché lo stiamo misurando mentre lo stiamo facendo, è quanto di più elastico, malleabile e attuale. Franco lo so, l'ha detto prima, e non soltanto perché si mangia buon formaggio. Ha detto che ad Onori quello che stiamo facendo è difficile da trovare altrove, anche in grandi città con disponibilità diverse, con patrimoni. Sì, perché anche perché ci vuole una comunità, o almeno la gente che le radici, in questo caso l'organizzazione, la gente che ha invitato te, con cui tu hai relazione, anche tu hai anche relazione con la Sardegna e altra gente, ma è proprio avere la fame di condividere, no? La fame di dare e di involvere, no? È questo che io vedo nel paese, no? Che questa gente per cosa? 48 ore, 60 ore non dorme, che continuo caricare, scaricare, montare, artisti qua, là, organizzare. Questo è vita, questo è il sangue, no? È proprio è la dinamica, l'energia che anche se una volta ogni 2 anni ti ricarica, no? Ti distrugge e ricarica, ti ricarica e poi hai tempo di altri 2 anni per ricaricarti. Però si vede, no? Si vede conoscendo, si vede tutti quelli involti, anche ragazzi e altra gente del paese quando vai al bar, che non è perché vendono un caffè in più a uno straniero con tattoo, ma perché davvero, è una distrazione positiva, è cultura, chiedi, invece di parlare, quante partite a biglia hai fatto, parli, ma chi è quella là con le tette fuori, no? Che ieri sera hai visto quell'artista, eccetera, eccetera, perché no? Ma la cosa, seriamente, anche guardando il video, quando vai al supermercatino, no? Che è piccolo, te l'ho detto, nel paese è 300 metri, no? E dopo la seconda volta che ti vedono, cominciano a parlarti, è interessante perché io originalmente venendo dal nord e avendo esperienziato il nord, la gente non ti parla, guarda come si dice, no, le lenzuola, le finestre, no, tra le tende, le persiane. Le persiane, no? Invece qui la gente è lì, è presente, è lì, no? È presente, e ti chiede, ma cos'è che fai? Cos'è che c'è? È differente, è davvero differente, questo che è culturalmente molto differente, ma anche grazie, secondo me, grazie a questo gruppo, no? Voi, e la cantina, e voi e chi vi supporta, che porta questa energia, che ha fame di questa energia, e di questo input, non credo che, ed è chiaro che non è una mostra finanziaria, non è che porta, turisti e i vari sono pieni, è proprio dare un po' di vita, no? In quel momento portare cultura. Sì, ma è per quello che secondo me è interessante, no? È di non pensare. Io sono contento che non succeda a Cagliari. A Cagliari sarebbe perso, chi se ne frega, no? C'è un'altra là, c'è questo. E invece i paesini, ok, uno ti può dire che cazzo è, ma però poi si interessa, no? La gente viene ed è bello che porta anche la gente dalla città dentro all'interno, no? Del paese, del territorio, no? Sì, e poi soprattutto il fatto è questo, è che noi
a monte, rifiutando, comunque non mettendo il risultato artistico in primo piano, ripeto, prima parlavo di paternalismo, cioè chi fa queste cose qui per migliorare le condizioni di un paese, di un borgo, di una periferia, agisce come se ci fossero delle mancanze, come se ci fosse qualcuno da curare, qualcuno che è malato da curare con l'arte. Invece no. Invece col cazzo, cioè, non funziona così. Bravo, infatti non è così. Sì, non è una mostra turistica o per portare, per vendere più vino, ma è per questa gente vive lì, no? La cosa interessante, è questa domanda non l'ho mai fatta, ma non sarei sorpreso, Quanta gente che tu pensi lo prendi per scontato, quanta gente probabilmente di Cagliari prima di questo festivale a Donori non ci ha mai messo piede, se non veniva da lì, se non aveva famiglia, se non aveva un fratello, un zio che veniva da lì, no? Un giovane che non viene da lì, no? Ma questo secondo me è importante, perché nelle serate è un casino di gente di Cagliari e in altri paesi, anche più lontani, nel centro Sardegna, che era venuta apposta o per via del film o per via di un artista o per via perché l'amico tecnico che fa il volontario ha portato gente, no? E queste, davvero creano, non è questa cosa il paese ha bisogno, no, il paese può anche non aver bisogno, di gente pazza, ce l'ha già, ma la cosa è la diversità e la condivisione e anche un momento di pensare a qualcos'altro, di essere aperto, no? A qualcos'altro, Sì, perché appunto allora quello che dicevo all'inizio, no? Cioè gli abitanti... Non è che andiamo lì a educare noi, non è che andiamo lì a dire, guarda così, noi andiamo lì e condividiamo e ci inventiamo qualcosa con loro anche, no? E c'è una libertà, no? Perché non c'è la pressura, non hai la pressura di un festivale che ti paga 5.000 euro per arrivare lì e che hai la tua reputazione. Lì arrivi nudo. Tu puoi essere Franco B o Franca C, non fa un cazzo a nessuno lì, capito? No? Mi capisci quello che voglio dire? Lì tu puoi essere, normale. Puoi essere tu. Normale è una parola grossa. Sì, ma normale è una bella parola. Perché normale è assoluto. Sì, è una contraddizione, però è una bella contraddizione. Sì, beh, no, la cosa... Tu non sei normale, te lo dico subito, Te lo dico subito, tu non sei normale. Maurizio, Franco ha detto che tu non sei normale. Non vi capisco, io non vi sento. Non c'è connessione, scusate. Non c'è connessione, scusate. Scusate, bisogna portare le fibre anche a Trevi. Bello, scusa, parlo troppo, che il mio problema è che parlo questi troppo. momenti di silenzio che vanno benissimo, bisogna stare anche in silenzio. No, ma adesso rompiamo il silenzio. Adesso rompiamo il silenzio e diamo la parola all'ideatore di tutto questo, del festival, a Roberto Follesa, anche se lui non vorrebbe mai parlare. Parla, se no parlo io. Parla. Ma lui è un artista. Non è un organizzatore, è un artista. È differente. È differente. Certo. No, quello che ha detto Franco
dice quello che penso anch'io, i discorsi precedenti, i donori è più che altro un'esperienza, è una possibilità, non da nulla, con l'aiuto di Maurizio, Roberto, Silvia, gli amici di Defensa e tutti gli altri, stiamo creando questa possibilità. Poi ognuno prende quello che... Ma l'aiuto anche della gente del paese, no? Tuo zio che ti dà la stanza, la casa, il papà che ti fa portare gente a casa, la cantina, Infatti una delle cose più belle che io ho sperimentato e che io ho visto è stato quella discussione con il filosofo, no? Nella cantina. Sì, con Sebastiano Giacobello, sì. Ed è una cosa magica, bellissima, magica. Ecco, parlaci per esempio, adesso che abbiamo citato Sebastiano Giacobello, che secondo me è importante citare perché anche lui è uno dei protagonisti comunque di questo festival, ed è, come dire, il nostro consulente scientifico filosofico. Esatto. Parlaci di questa collaborazione con Sebastiano. Allora, prima di tutto io con Sebastiano siamo grandi amici, quindi è una persona grandissima per me. Il festival è nato anche grazie a lui. Basta pensare che il primo appuntamento della prima edizione del festival era il discorso di Sebastiano. Quindi ha aperto quella visione, quel punto di vista, diciamo, usiamo la parola filosofico, che il festival sta portando avanti. È uno sguardo, una tendenza di pensiero, una tendenza di veduta. Poi non si arriva da nessuna parte, però non lo so, qualcosa sta andando e ognuno prende quello che vuole prendersi e basta. Poi può piacere o no, può essere odiato, forse sono tante possibilità, sono soltanto possibilità e esperienze. Non c'è altro. La gente partecipa. Yeah. Sì, anche gli abitanti donori, o anche, come dici tu, gli stessi sardi che non sono mai venuti a donori e vengono per l'occasione. Sì. Ne fanno parte di questa realtà. Poi c'è il prete. C'è la censura. Esatto, questa parte verrà censurata. Tagliala, roba. No, vabbè, anche lui ci mette del suo, nel senso che spesso ci ha prestato gli spazi, noi glieli chiediamo e lui ce li dà con piacere, quindi nel senso, visto che abbiamo menzionato il prete del paese, sì, anche lui comunque dà il suo contributo nella co-costruzione di Contemporary, no? Quindi se qualcuno lo conosce l'ascolto, glielo dica che abbiamo parlato bene di lui. Esatto. Sì. Siamo ecumenici, è il caso di dirlo, no? Cos'è? Ecumenici. Oh, mandatemi del formaggio. Franco, mandami il tuo indirizzo così te lo mando. Sì, ok. Te lo mando. Facciamo anche questo. No, il vino no, ha detto che ha smesso, ma non beve più Franco, si fa solo di crack. Ma se Defensa fai vini senza i pesticidi, no? Senza i diserbanti, fitofarmaci, quindi può anche... Si possono anche fumare quelli. Ah, solo l'alcol, dai. Bello. Va bene, siamo... Non domanda, nessun intervento dal popolo della... Intanto salutiamo Paola Masala che ci sta guardando e che ha commentato Love Franco. Paola Masala è la portavoce di un'aggregazione che si occupa di attivismo culturale che si chiama Cultura Plurale e che raccoglie varie realtà che si occupano di politica culturale
a Cagliari e in Sardegna. Paolo Carta ci saluta. Oh, Paolo Carta. Paolo Carta, ve lo ricordate? Paolo Carta è il responsabile di Progetto Contemporaneo, anche lui ha lavorato nel sistema delle residenze ed è anche il responsabile della pagina culturale del Manifesto Sardo. È anche grazie a lui che il Manifesto Sardo Live ha preso questa conformazione più social, diciamo. Bene. E poi c'è Aurora Pittau che ci saluta da Lavagna. È una città che non conosco, che non vede l'ora di rientrare in Sardegna. Questi sono i commenti. Magari torna ad agosto l'anno prossimo per il Contemporary. Esatto, il Contemporary edizione Covid. Post-Covid, speriamo. Sì, daremo il formaggio con la fionda. Sì. Io vengo, suono. Comunque devo non abbiamo citato Marco Cianciotta, comunque. Oh, Marco Cianciotta. Un po' di suggezioni inizialmente. Un saluto anche a Marco Cianciotta che sicuramente ci riascolterà. Scusa Silvia, cosa dicevi? Ho detto che all'inizio, quando ho conosciuto Maurizio, vedevo questo personaggio autorevole, questa persona sempre molto seria, molto... non che non sia serio, però nel senso che poi a un certo punto quando gli strappi il sorriso dici... Ha sorriso. Silvia Schirru è stata a furor di popolo nominata Nostra Signora della Dinamite. Ragazzi, questo è un soprannome. Mi costerà la reputazione. Perché effettivamente non solo è pirotecnica, ma piglia fuoco facilmente, quindi chi c'è intorno deve stare molto attento. E pertanto non posso fare altro che darle ragione, anche se siamo lontani, perché quando se si rivede si vendica sicuramente, quindi yeah. Va bene. Comunque Vittoria, io ho ancora le tue palle a casa. Detto così Silvia, è un po'. Detta così, le mie ce le hai. Mi arrivano foto di persone che sono riuscite a recuperare una mia palla. Mi piace moltissimo questa cosa che gli oggetti della performance questi abbiano viaggiato tra le mani di chi ha avuto il desiderio di portarsene una a casa, quindi mi fa molto piacere. Un po' tornando al discorso che faceva Maurizio all'inizio, no? Rispetto all'andare contro una produzione di un oggetto, passatemi il termine decorativo, cioè la costruzione di quelle bocce per me era esattamente il contrario, cioè l'intento era quello di distruzione, cioè di finire la partita senza che rimanesse nulla dello sforzo fatto durante la settimana, se non l'esperienza stessa, diciamo, del riuscire a creare una sfera impossibile con l'argilla della zona di Serrenti. Quindi sono molto contenta quando invece qualcuno non ha rispettato questo mio desiderio. A casa tu per recuperare la terra eri andata a Serrenti con qualcuno dell'associazione della Terra Cruda, vero? Sì, con Walter, ma insieme a me c'era anche Mosen, perché eravamo due gli artisti in residenza che abbiamo collaborato insieme all'associazione della Terra Cruda, ed era una mattina con un sole cocente e noi a setacciare argilla, quindi c'è tutta quella parte performativa che è stata bella importante. E appunto Mosen ugualmente ha utilizzato le tecniche di terra cruda per la realizzazione della sua opera. Del suo modello del muro del concilio, come l'ha chiamato. Esatto. Sì. Che Guevara. Mosen ha anche un cognome però impronunciabile, quindi... Esatto.
Esatto. Bene. Non ci ho neanche provato. Ci perdonerà perché tanto è una performance ogni volta. Io l'ho invitato anche in altre iniziative, ogni volta sulla locandina sbagliavo una cosa, poi sull'invito ce ne sbagliavo un'altra e quindi si andava sempre in stampa tardi perché ogni volta mi doveva correggere il suo cognome. La può usare come password. Sì, sì. Sì, la ricordi. È un cognome criptato effettivamente. Sì. Bello. Va bene. Direi che con il sì di Silvia ci possiamo avviare così, no? alle conclusioni di questa diretta, salutando intanto tutte le persone che si sono collegate su YouTube, su Facebook, dal sito del Contemporary, dal sito del Manifesto Sardo. Salutiamo i nostri lettori e le nostre lettrici del Manifesto Sardo. Salutiamo intanto tutti i partner che per motivi chiaramente di spazio non potevano essere compresi in questa diretta, dagli amici della cantina Sadefensa a Sardegna Film Commission, all'Associazione della Terra Cruda che avete citato, che è un altro partner di fondamentale importanza per il territorio e per il contemporary. Radio Onde Corte, che è la prima radio della salute mentale in Sardegna, che ha sempre seguito tutti gli appuntamenti e gli eventi del contemporary, tutti gli artisti che hanno partecipato alle residenze e gli ospiti di stasera, Vittoria, che salutiamo, Vittoria Soddu, Maurizio Coccia, Franco B, Silvia Schirru e Roberto Follesa. L'augurio, l'auspicio è quello di rivederci tutti e tutte ad onori l'anno prossimo alla 7ª edizione del Contemporary. Grazie e ciao a tutte e tutti. Ciao. Grazie, Ciao Silvia, ciao Roberto. Ciao. Dov'è il mio quadro? Guarda che bevono. Stanno stappando la bottiglia. Io voglio gin and tonic. Ecco. Ciao. 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 Ciao.